Oggi siamo ad Adria, ai Giardini Scarpari, assieme a noi Maurizio Spano, che è un adriese puro sangue, vero Maurizio? Nato nel 1960, dal 1983 al 2010 nella Polizia di Stato, e poi cosa è successo? E poi mi sono ammalato, mi è venuta una malattia un po' particolare, ho una sclerosi multipla che mi ha comunque interrotto il percorso che stavo conducendo. Ho avuto bisogno di ambientarmi, di adattarmi alla nuova realtà. Grazie a Dio mi sono adattato, la malattia mi ha lasciato ripercorrere una strada nuova e adesso mi sto applicando al massimo in quello che prima era una passione, erano tante passioni e adesso mi piacerebbe diventassero, se non delle professioni, ma comunque un grosso motivo esistenziale che sono le mie arti. Allora, parliamo un po' di questa prima fatica letteraria, questo Francesca, che è già in libreria dal 20 di ottobre ed è l'editore è Liberty di Reggio Emilia. Innanzitutto Maurizio, chi è questa Francesca e quanto di autobiografico c'è in questo testo? Allora, Francesca non è un'autobiografia, è un romanzo. Ci sono dei cenni biografici, c'è una figura di riferimento anche se molto vaga, però tutto si propone sempre come intento finale. Io non voglio spiegare, non voglio raccontare la realtà, perlomeno non è quello il mio intento artistico, ma è quello di raccontare sogni e Francesca è un sogno. Un sogno che cosa? D'amore? Sì, il libro è molto romantico, è un libro romantico perché anche la mia base fondamentale artistica è il romanticismo e quindi il libro è un libro romantico, è un libro d'amore, di sentimenti, di emozioni pure espresse al loro massimo livello. Ti chiedo una cosa, se vuoi mi rispondi, se no non lo fai perché è una cosa personale. Quanto la malattia ha inciso su questo tuo fermento letterario ed artistico? Ha inciso nel dare un input continuativo. La parte artistica ha sempre percorso la mia vita. Io ho fatto il poliziotto ma facevo anche l'artista in maniera contemporanea. Poi Francesca infatti l'ho cominciato a scrivere nel 2007, poi proprio l'interruzione che mi ha provocato la malattia mi ha creato un anno di blocco totale. Poi ho ricominciato a fare qualcosa e ho pensato che poteva essere l'occasione buona per farlo diventare un'edizione pubblica, quindi di farlo diventare qualcosa che non fosse più una cosa personale, che rimanesse legata così alla lettura fra amici, ma potesse diventare una cosa importante. Dunque tu Maurizio non sei nuovo a queste esperienze artistiche, no? Io ho visto veramente delle opere bellissime, dei quadri straordinari con dei colori stupendi che forse sono il ritratto della tua anima. Sì, io anche nei quadri, diciamo che volendo trovare un punto di riferimento artistico, all'epoca qualche critico mi aveva assimilato al surrealismo, tendo a vedere quello che c'è oltre l'orizzonte. Quello vale nei quadri, vale nei romanzi, vale in tutto quello che faccio a livello artistico. È per quello che dico che il mio è un viaggio nei sogni, per quanto grandi possono essere. I tuoi progetti futuri? Ma il mio progetto futuro, quello più imminente, è quello di lavorare adesso abbiamo pubblicato Francesca, cercheremo di fare in modo di fare il massimo della promozione, e quindi poi lavoreremo anche a varie presentazioni partendo come base qui da Adria e poi l'editore è un editore di Reggio Emilia molto importante, poi vedremo in altre location cosa poter fare. E per quanto riguarda proprio questi quadri straordinari, li vedremo finalmente ad Adria, Maurizio, dai. Sì, penso di poter fare una mostra, dico penso perché è comunque una struttura per fare una mostra di quadri come piace a me, bisogna organizzarla in maniera molto seria e quindi presumo che primavera, prima dell'estate, qualcosina si potrà fare. Per adesso l'ho sempre fatta, ho fatto qualcosa a Modena, a Bologna, a Verona, anche a Bergamo, un po' gironzolando dove trovavo disponibilità anche di sale. Poi appunto mi sono ammalato, ho dovuto interrompere quel percorso che adesso spero di riprendere. Mi raccontavi anche che la tua carriera di poliziotto ti ha messo vicino a delle persone che ti hanno insegnato anche molto.
Sì, mi hanno insegnato molto ed è una cosa a cui tengo in maniera particolare, la vicinanza della Polizia di Stato, ma dei colleghi, specialmente poi nella malattia, ma in tutta la mia carriera. Io infatti all'inizio della mia biografia sul libro ho messo che ho fatto parte della Polizia di Stato, che per me è un privilegio, quindi ed è stato un lavoro che mi ha insegnato moltissimo, soprattutto mi ha insegnato a vivere in mezzo alla gente, a relazionarmi continuamente con gente di qualsiasi genere, che è stato molto utile, molto appagante. Adesso Maurizio mi ha permesso di leggere la parte finale del tuo libro, questo che è forse diciamo il pensiero ricorrente in quest'opera. È messo alla fine, ma in realtà è l'inizio, questo qua è il pensiero con cui si comincia il libro. Poi noi l'abbiamo messo in quarta di copertina come input iniziale per il lettore. Ora tutto mi ritorna in mente, come storia d'oggi, quasi che con il risveglio di stamattina avessi ricominciato a vivere quell'avventura.